Il centro studi è lo strumento che permette di adempiere intanto a degli obblighi fiscali ed economici, ma poi anche di dare la formazione. Noi di fatto siamo un ente che dà la formazione a tutti i comuni della Marca Trevigiana e anche al di fuori della Marca Trevigiana, per cui non facciamo altro che fare il nostro lavoro, ma dando la formazione al di fuori di quello che è il nostro ambito. Cioè praticamente voi date i formatori, date una mano fisicamente. Sì, noi organizziamo il tutto, abbiamo una rete che ci permette di fornire dei formatori autorevoli e di dare ciò che serve. Ecco, tra l'altro voi siete anche quelli che hanno dato i dati per cui si è arrivati a questo tipo di convenzioni. Sì, noi con il progetto MoMA, Monitor di Marca, abbiamo accesso, o meglio, diamo accesso a diversi dati, tra cui quelli demografici, che ci hanno permesso di dare inizio, diciamo, a questo studio. Di fatto abbiamo un progressivo invecchiamento della popolazione. Oggi gli over 65 in provincia di Treviso sono il 24,3 a fronte di una media nazionale del 24,7 e quindi abbiamo una nutrita composizione over 65 di quella che è la popolazione, a fronte di circa un 11,5% di bambini, ragazzi dagli 0 ai 14 anni.